Amici di Volley Veneto Benacus, ben ritrovati per questa diretta dal palazzetto di Schio, dal palazzetto del Don Bosco di Schio, per questa ultima giornata del girone d'andata tra A Volley e Volley Veneto Benacus. Ricordiamo che la formazione veronese è prima in classifica con punteggio pieno dopo aver vinto tutte le partite finora qui disputate con il punteggio pieno, dicevamo, mentre reduce oltre a tutto dalla vittoria della Coppa Veneto proprio domenica scorsa in quel di Chioggia. La formazione di Adriano Fin si presenta all'ultima giornata del girone di andata di campionato, ricordiamo con 3 lunghezze da Venezia, però con una partita ancora da recuperare, e Bassano ovviamente, però entrambe le formazioni hanno una partita in più, quindi questa sera in caso di vittoria Verona continuerebbe ad avere questi 6 punti di differenza rispetto alla formazione di Schio. La formazione di A Volley, stiamo ancora aspettando i due sestetti, vediamo chi scenderà in campo per le due formazioni. Classica formazione per il mister di Adriano Fin, con la coppia Albrigo De Agostini centrali, Garrò al palleggio in posizione con De Giorgio, e Sasha Tarocco e Mazzola in banda, libero Michele Viola. Mentre sto guardando in diretta il sostegno della formazione di Schio con il giocatore numero, vediamo, giocatore numero 6, giocatore numero 7 e giocatore numero 8. Sto guardandolo con voi. Il numero, vediamo se riesco, il numero 1. Allora con il numero 1 Pegoraro Filippo, con il numero 6 Filippi Mattia, con il numero 7 Agnoni Pesoli, con il numero 8 Casarotto Luca, con il numero 24 Mattia, scusate, Palasso, e con il numero 14 si Pietrabasi Mattia, libero il giocatore con il numero 10 Zaffonato. 'sta per iniziare il servizio, andrà proprio il giocatore del Volley Veneto Benacus Mazzola. Battuta al salto per Mazzola, buona la ricezione di Volley, c'è la possibilità di attaccare. De Giorgio recupera invasione, viene chiamata invasione a Sasha Tarocco. 1-0 per A Volley. A mio parere l'invasione era dalla parte di A Volley.
L'arbitro l'ha decisa in maniera diversa. 1-0 al servizio della formazione di casa. Flot su Sasha Tarocco, De Giorgio che l'appoggia dall'altra parte, free ball per il campo di Avole, il muro a 2, ma il muro è contenimento. Free ball adesso nel campo di volley Veneto, Michele Viola, Garrò per Tarocco, la palla è ancora di là. 2-0. Michele Viola va a parlare con il primo arbitro. 2-0, palla contesa, ancora il servizio del giocatore numero 1 Pecoraro Filippo. 2-0. Buona difesa di Avole. 3-0, parte un po' freddina la formazione di Volley Veneto. Ancora Pecoraro al servizio. Tarocco. La palla ancora nel campo di Volley. 3-1, muro di Sasha Tarocco sul posto 4. L'attacco in 2 della formazione avversaria concede il cambio palla alla formazione di Verona e permette a Tommaso Albrigo di uscire fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Palla sul nato, 4-1, errore di Albrigo che esce dal campo per lasciare il posto a Michele Viola e al servizio andrà il giocatore numero 8 Casarotto Luca. Mazzola, Garrò, De Giorgio che mette giù il pallone del 4-2, bel attacco da posto 2 di Davide De Giorgio, l'opposto veronese. De Giorgio in flot, buona la ricezione di Avolei che attacca da posto 4. Bel diagonale del giocatore numero 24 Balasso Tommaso che poi esce dal campo per il suo servizio. 5-2. Palla nel campo di Avole, il muro 2, palla fuori, 5-3, palla fuori, l'avevamo visto benissimo, aveva cercato il lungolinea il giocatore che aveva attaccato, nessuno del muro aveva toccato, Michele Viola l'ha schivata e concedendo a Sasha Tarocco l'uscita dal campo dai 9 metri per il suo turno di servizio. 5-3. Primo nel campo di Volley Veneto, Mazzola, Garrò, Tarocco in pipe, per me era dentro, 6-3, 6-3, a mio parere il pallone era dentro, però non sono in una posizione favorevole per vedere. Michele Viola, Garrò, Mazzola, la palla ancora nel campo di Avolei che regala il punto con una doppia rientra intanto Tommaso Albrigo ed esce Michele Viola, turno servizio Capitan Cristian De Agostini. 6-4.
Siamo lì dai ragazzi. Muro di Tommaso Albrigo, 6-5. Tommaso Albrigo che mette giù la palla del 6-5. Ancora Capitan Cristian De Agostini al servizio. Free ball nel campo di Abolley. Ancora palla nel campo di Abolley. Giorgio fa invasione, 7-5, non riesce a fermarsi. Invasione di De Giorgio, 7-5. Una palla giocata lungamente da entrambe le formazioni. Al servizio la formazione di casa di Abolley. L'attacco di Mazzola è murato, nessuno interviene, 8-5 più 3. Ancora il servizio a Abolley. Tarocco, Garrò, De Giorgio cerca il mani fuori, 8-6, ancora meno 2. Filippo Garrò, il palleggiatore di Volley Veneto, che si presta al servizio dai 9 metri. Possibilità di attacco, muro a 2, De Giorgio, Garrò, la palla nel campo di Abolley. Invasione da parte di Filippo Mazzola, presumo. 9-6. Secondo errore di invasione dei ragazzi di Adriano Fin. Servizio del servizio del giocatore che non riesco a vedere il numero. Michele Viola, Filippo Garrò, De Giorgio, muro, la teniamo. Free ball nel campo di Abolley. 10-6. Per il momento Abolley sembra averne di più. I ragazzi di Adriano Fin. Time out chiesto dalla panchina di Volley Veneto Benacus, quando il punteggio in questo momento vede avanti di 4 lunghezze i padroni di casa della Volley Schio contro Volley Veneto Benacus. Rientrano in campo le due formazioni con il punteggio di 10-6 per la squadra locale della Volley contro Volley Veneto Benacus. (10-6) il punteggio.
quarto tocco. Comincia a farsi incandescente anche il tifo sulle tribune. 11-6. 11-7, errore al servizio del giocatore numero 7, Annoni Benjamin, che sparacchia fuori il pallone. Tommaso Mazzola al servizio. Il muro di Albrigo e De Giorgio non è efficace su questo primo tempo del centrale, il giocatore Pegoraro Filippo. Un altro muro subito da Sasha Tarocco. Stiamo soffrendo i muri avversari in questo primo set. 13-7, 6 punti di differenza. Ancora il giocatore numero 1 Pegoraro Filippo al servizio. Albrigo 13-8, cambio palla, è proprio Albrigo che esce fuori dal campo, che si prepara a rimettere in gioco questo pallone. Palla fuori di Albrigo, 14-8. Al servizio la squadra di casa, avanti di 6 lunghezze. Palla fuori, 14-9. De Giorgio fuori dai 9 metri, anche lui per il suo servizio, quando la squadra di Adriano Fin e di Simone Bellinazzi è indietro di 5 punti. Slot di De Giorgio. Garrò. E 15-9. Palla fuori, 15-10. Devono un attimo registrarsi, ragazzi, il volley veneto. In questa ultima partita del girone d'andata del campionato di Serie C, girone B, Veneto. Palla fuori, 16-10. Ci sono dei problemini con il tabellone. La palla ancora nel campo di Volley. Roraccio, punto per Volley Veneto. Roraccio, dicevamo, in attacco di Volley, che regala il 16-11 ai veronesi e mette in condizione il capitano Cristian Di Agostini di uscire dai 9 metri per il suo servizio.
16-12. Errore del giocatore numero 24 Tommaso Palazzo, che si lascia sfuggire il pallone schiacciato dal nostro Sasha Tarocco in pipe. Recuperiamo un punticino, dai ragazzi, forza, ritorniamo in gara, ritorniamo in partita. Ancora De Agostini, ancora in float. Ah, peccato, il muro di Mazzola e di Albrigo non riesce a tenere il pallone in campo, consentendo alla squadra avversaria il più 5, 17-12. Tarocco, Garrò, Mazzola, la palla ancora nel campo di Avolley, che regala però una free ball. Murato l'attacco di Mazzola da posto 4, 18-12. Time out, secondo Muro, chiesto subito l'intervento del time out discrezionale da parte di Adriano Fini sul 18-12 per la formazione di Avolley Schio. Ritornano in campo le due formazioni sul 18-12 più 6 per la squadra di casa in questo primo set. Al servizio Avolley, Mazzola, Garrò, De Giorgio, 18-13. E Garrò esce fuori dal campo per il suo servizio. Difficoltà nella ricezione per Avolley, che regala una free ball nel campo di Volley Veneto. Grande difesa sull'attacco di De Giorgio, però un'altra free ball nel campo di Volley Veneto. Garrò, ancora De Giorgio, ed è un mani fuori, 18-14. Se nella parte di posto 4 veronese la difesa è sofferente, l'attacco da parte di posto 2 è efficace e riusciamo a recuperare un punticino. 18-14 con ancora Filippo Garrò fuori dai 9 metri per il suo servizio. Free ball nel campo di Volley Veneto. Tarocco, errore di Tarocco, che non riesce a dare un pallone abbastanza facile a Garrò. Succede. 19-14, meno 5. (19-14). Mazzola, Garrò, De Giorgio che piega le mani del muro. 19-15. Filippo Mazzola fuori dai 9 metri per il servizio, con la squadra veronese al meno 4 all'inseguimento di Avolley Schio. Volley Veneto Benacus. (20 a 15).
Ancora Schio al servizio. Attacco di Tarocco efficace, molto potente, 20 a 15, 20 a 16. Rimaniamo sempre sul meno 4. Sostituzione. Esce Tommaso Albrigo ed entra Davide Gatti nel turno di servizio. Centrale per centrale. 20 a 16. Gatti, buona la ricezione di Avolley. Ancora Volley che ha possibilità di attaccare. Stavolta il muro di De Giorgio e Cristian D'Agostini non è efficace. 21 a 16. Battuta al salto potente. Mazzola. Garrò, primo tempo di De Agostini, 21-17. Entra Bellinazzi al posto di De Giorgio per il servizio. Con Tarocco, Garrò e De Agostini nei 3 metri. Mazzola, Viola e Bellinazzi nei 6 metri. 21-17. Errore nel lungolinea di Sasha Tarocco. Rientra De Giorgio, riesce Bellinazzi. Peccato perché aveva fatto un ottimo servizio. Entra Edoardo Soprali al posto di... Non può entrare. Al posto di Tarocco viene bloccato. Palla fuori, 22 a 18. Sostituzione nel campo di Avolley, entra il giocatore numero 12 Brazzale ed esce il giocatore numero 24 Balasso. Sasha Tarocco al servizio, 22 a 18. Battuta 23 a 18. Entra Luca Albertini al posto di Sasha Tarocco. Sostituzioni anche nel campo avversario. Entra Dalla Vecchia ed esce Pietra Basi. In questa fase finale del primo set, girandola di sostituzioni, 23 a 18. Albertini. Punto per Volley Veneto, 23 a 19. Rientra Gatti, esce dal campo lasciando il posto a Tommaso Albrigo. Rientra il giocatore titolare. (23 a 19). Cristian D'Agostini al servizio.
24-19, 5 set ball per la formazione di Volley, che entra in campo il giocatore numero 6, Annoni Benjamin, no scusate, il numero 6 è Mattia Filippi. (24-19). Mazzola, Garrò, 24-20. Scusate, Garrò Filippo al servizio. Per la formazione di casa, sotto di 5 punti la formazione di Volley Veneto Benacus non è mai riuscita a recuperare. Speriamo per il proseguo del match. Rientrano in campo le due formazioni, stavo guardando se ci sono novità da entrambe le parti. Le due formazioni sono uguali, identiche a quelle del primo set. Parte la formazione di Volley al servizio con il giocatore numero 6 Mattia Filippi.
1-0 per Volley Veneto. Tommaso Albrigo, primo tempo veloce che permette alla squadra ospite di andare sull'1-0. È proprio l'autore del punto, Tommaso Albrigo, che va fuori dai 9 metri. Free ball nel campo di Volley Veneto. Cristian D'Agostini, 2-0. Ancora Albrigo al servizio. Ecco stavolta la palla cade sulla rete, 2-1. Al servizio del giocatore numero 7, Benjamin Annoni. Due pari nell'attacco del giocatore numero 24, Tommaso Malaccio. Difficoltosa la ricezione questa sera di Volley Veneto Benacus. Ancora Benjamin Annoni al servizio. Mazzola, Garrò, De Giorgio mette giù la palla del 3-2. È proprio De Giorgio che va fuori dal campo per il suo turno di servizio, mentre nella riga dei 3 metri abbiamo De Agostini, Tarocco e Garrò a difendere nei 6 metri Mazzola, Viola e De Giorgio. Tre pari, attacco diagonale dal posto 2. Servizio al giocatore numero 1, Pecoraro, il centrale di A-Volley, che si appresta ad uscire dal campo per il suo servizio. Palla a rete, 4-3 per Volley Veneto. Mazzola nei 3 metri e Tarocco al servizio, 4-3. Murato, il giocatore numero 24 da Cristian D'Agostini, 5-3. Sembra essere entrata con un ben altro appiglio la formazione di Volley Veneto Benacus in questo secondo set. Ancora Tarocco al servizio. Questa volta la palla cade sulla rete, 4-5. Fribone nel campo di A-Volley. Sei a 4. Palla fuori. Al servizio Cristian D'Agostini. D'Agostini al servizio. Attacco di Balasso, diagonale, 5-6.
a 5 per l'attacco di Mazzola, che cerca il mani fuori e concede a Filippo Garrò di uscire dai 9 metri per il suo servizio. Ancora Garrò che si prepara, chiamata dall'arbitro fischiato, quindi si può cominciare. Purtroppo la palla va sulla rete, 6 a 7. Pietra Basi Mattia servizio. Centrale a volley. De Giorgio mette giù l'8 a 6, scusate. Bel attacco in diagonale dell'opposto veronese, Davide De Giorgio. Tommaso Mazzola al servizio, con Volley Veneto avanti di 2 punti in questa prima fase di set. E inserì Mazzola su Balasso, che non riesce a recuperare il pallone. Contro i 6 di a volley. Tommaso Mazzola fuori dai 9 metri. L'arbitro che comunica ai 2 capitani probabilmente di stare tranquilli. Ancora Tommaso Mazzola al servizio, time out chiesto dalla panchina di a volley. Ancora Mazzola al servizio. Un altro muro di Volley Veneto, 6 a 11. Ancora Mazzola al servizio. Smanaccia, 7 a 11. Al servizio il palleggiatore della formazione di volley Mattia Filippi. Il giocatore numero 8
facile facile. Una palla facile facile, dicevamo, Sparacchia sulla rete, concedendo ad Albrigo di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. Zona centrale del campo, giocatore numero 1, Pecoraro Filippo, corta le distanze, 8-12. Benjamin Annoni fuori dai 9 metri, 8-12. Ace di Annoni sul bagger imperfetto di Mazzola. Nove a 12. De Giorgio, 9 a 13. Difende poi nel successivo attacco Sasha Tarocco la mette giù, il più 5, 9 a 14. Aveva esultato Garrò, ma poi il pallone era ancora vivo, ci ha pensato il numero 14 Sasha Tarocco. Ace di De Giorgio, 9 a 15. Sembra un po' aver perso lo smalto la formazione di casa. Time out chiesto dalla panchina di Avolley, il secondo time out discrezionale chiesto dai padroni di casa, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni dopo il secondo time out discrezionale chiesto dalla panchina di Avolley, ancora con Davide De Giorgio al servizio, con la formazione veronese avanti di 6 punti. Questa volta il muro di Garrò, De Agostini e Tarocco è fuori, 10 a 15. Pecoraro al servizio, il giocatore numero 1, centrale della formazione di Avolley, che si appresta a rimettere in gioco il suo pallone. Mazzola, Garrò, De Agostini che fa punto e permette alla formazione ospite di andare ancora su più 6. Credo che il giocatore si sia fatto male. No, ma lo stanno tirando su, meno male, niente di grave per il giocatore numero 7 Annoni. Quando ho visto correre i suoi compagni avevo paura si fosse fatto male andando a sbattere contro le barriere laterali.
nulla di grave per lui. Sasha Tarocco al servizio, 10-16. Annoni riceve. Purtroppo De Agostini è in ritardo sull'attacco di Balasso, 11-16. Casarotto Luca al servizio. Palla a rete per Casarotto, 11-17, mantiene la distanza del +6 la formazione di Volley Veneto Benacus e mandando fuori dai 9 metri Cristian De Agostini, capitano. Difesa di Annoni, attacco di Balasso, ma la palla nel campo di Volley Veneto. Garro che dà un secondo tocco veloce sul giocatore numero 12 Brazzale Gianni, no scusate, sul giocatore numero 14, perdonatemi, Pietrabasi Mattia. Doppia sostituzione, esce il numero 6 Filippi ed entra il giocatore numero 17 Ignata. Ed esce il giocatore numero 8 Casarotto ed entra il giocatore numero 9 Smiderle Nicola. Ancora Cristian De Agostini al servizio, 11-18. Ancora non è alla ricezione. La palla del giocatore numero 24 Balasso è sulla rete. (11-19). Cristian De Agostini ancora al servizio. Ancora su Annuni. Non riesce all'attacco, ma viene data invasione. Viene data al 12-19. Viene data l'invasione per Volley Veneto. (12-19). Balasso al servizio. Palla fuori. 12-20. Un altro cambio nella squadra di... Esce Balasso ed entra il giocatore numero 12 Brazzale Gianni. 20-12. L'attacco del numero 7 Benjamin Annoni è efficace, un bel diagonale da posto 4, 13-20. Il centrale, giocatore numero 14 Pietrabasi Mattia, fuori dal campo per il suo servizio. Mani fuori di De Giorgio, 13-21. E ancora Mazzola fuori dai 9 metri. Giocatore che aveva alzato là con i suoi servizi permettendo alla propria squadra di allungare. Questa volta la palla cade sulla rete. 14-21. Sostituzione. Entra il giocatore numero 8 Casarotto ed esce il numero 9 Smiderle Nicola.
al servizio del giocatore numero 17 Gnatta Lorenzo. Palla abbondantemente fuori, 14-22. Sostituzione, rientra in campo il giocatore numero 6 Mattia Filippi ed esce il 17 Lorenzo Gnatta, l'autore di questo servizio. Sostituzione anche nelle fila di Volley Veneto, esce Tommaso Albrigo ed entra Davide Gatti per il turno di servizio centrale per la centrale della formazione di Adriano Fina, con la propria squadra avanti di 8 punti in questo secondo set. Ricordiamo il primo set perso da Volley Veneto Benacus per 19-20, 20-25. Davide Gatti si mette il braccio Garro, ma non riesce a fermare l'attacco da posto 4 del giocatore numero 8 Casarotto. 15-22. Rientra Michele Viola al posto del centrale Gatti. Annoni fuori dai 9 metri per il suo servizio. Fribone nel campo di Volley Veneto. Punto per Volley Veneto. Viene dato il tocco al muro avversario. La palla era uscita, ma c'è stato il tocco al muro. Entra Marco Bellinazzi al posto di De Giorgio per il servizio sulle 23-15. Marco Bellinazzi, ecco che si appresta a rimettere in gioco il pallone. Palla sulla nastro. (23 a 16). Che riceve il pallone e se lo fa mettere nella diagonale perfetta per il suo attacco. 24 a 16. Stavo dicendo 24 a 19, no, 24 a 16. È proprio l'autore del punto, fuori dai 9 metri. Possibilità di attacco. Errore del giocatore numero 8 Casarotto e concede il 16-25, uno pari, il conto dei 7. Ricordiamo il primo 25 a 20, 16 a 25 in seconda. 3 minuti di pausa.
Rientrano in campo le due formazioni di Volley e Volley Veneto per questa ultima giornata di campionato. Questo posticipo perché il campionato è finito la settimana scorsa, ma Volley Veneto Benacus era a Chioggia per giocarsi la finale, vittoria della Coppa dei ragazzi di Adriano Fin, che finora stanno facendo un'ottima stagione. Rientrano le due formazioni in campo con Tommaso Mazzola fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Battuta al salto per Mazzola, possibilità di attacco. Malasso attacca Malasso. Dice Adriano Fin che fuori, ma Garrò e Mazzola gli dicono guardi coach che il pallone era dentro. 1-0 per la formazione di ospite. 1-1 il conto dei set. Rocco Murato. Due a 0 per a Volley. Errore a muro di Volley che invade. Tommaso Albrigo al servizio. Fribone al campo di Volley. Tre a 1. De Giorgio 3 a 2. Mette giù in diagonale. È proprio l'autore del punto che si appresta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Dai Giorgio, dai De Giorgio, dai De Gio. Guardasso mette giù il pallone bellissimo in diagonale per il 4 a 2. Mazzola, Garrò, De Giorgio, 4 a 3. Per il momento gli attacchi passano tutti dalle sue mani. Sasha Tarocco per il suo servizio. Palla a rete, 5 a 3. Viola, Garrò, Mazzola, quattro a 5 a 4.
De Agostini al servizio. Siamo lì ragazzi, siamo lì, non molliamo. Dai Christian. Ace di De Agostini, 5 pari, pareggio di Volley Veneto Benacus. Cinque pari. Ribolla il campo di Volley Veneto. Ancora la palla nel campo di Volley. Peccato perché De Giorgio c'era. Il diagonale del centrale. Palla fuori, 6-6. Brivido. Garrò Filippo al servizio. Sette a 6. Ace di Garrò Filippo, che ha mirato Baldasso sul suo fronte. Il giocatore aveva cercato di andare in palleggio, non è riuscito a trattenere il pallone. 6 a 7. Otto a 7, errore questa volta da posto 4 dei giocatori di Schio, che buttano fuori il pallone, concedendo a Volley Veneto di andare sul +2. E ancora con Filippo Garrò al servizio. 8 a 6. Dai Gary. Ancora su Baldasso. Palla fuori. Ancora un attacco fuori. Ancora da posto 4. Il giocatore di Volley, il numero Casarotto Luca, sbaglia per 2 volte, concedendo il +3 alla formazione ospite. E ancora con Filippo Garrò fuori dai 9 metri. Sei a 9. Garrò al servizio. Ancora su Baldasso. Ed è un altro errore, abbastanza questa volta madornale. Il giocatore numero 7 della formazione di Volley, Noni Benjamin, non interviene sul non perfetto tocco in palleggio di Baldasso. E la palla cade sul parquet, concedendo il +4 e costringendo coach della formazione di casa a chiamare time out discrezionale sul punteggio di 6 a 10. Rientrano in campo le due formazioni dopo i 30 secondi di time out. Ancora Filippo Garrò fuori dai 9 metri. Vediamo se continuerà a cercare di mirare il numero 24 Baldasso, che finora è risultato un po' in difficoltà in questa ricezione dello servizio float di Garrò. Ancora errore
ancora errore da posto 4, ancora errore del giocatore numero 8, terzo errore consecutivo per il suo servizio, il giocatore numero 8 Luca Casanotto concede il più 5 a Volley Veneto Benacus. Sei a 12, Ace che va a incrociare il libero della formazione di casa. Secondo time out discrezionale chiesto dalla panchina di Avolley. Rientrano in campo le due formazioni sul 6 a 12. Filippo Carrò al servizio. Viene chiamata a doppio il palleggio del palleggiatore di Avolley, il giocatore numero 6. Mattia Filippi. Sembrano essersi un po' persi i ragazzi di padroni di casa su questo turno di servizio di Filippo Carrò, che sta facendo veramente dei danni clamorosi. Un altro errore da parte di Avolley, questa volta da parte di Annoni, che spara veramente fuori il pallone da posto 2, lo butta abbondantemente fuori dal campo. Sostituzione, entra e esce il palleggiatore, il numero 6 della formazione di Avolley Filippi, ed entra il numero 9 Smiderle Nicola. Cambio di palleggio dalle parti Annoni. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. De Giorgio cerca il pallonetto. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Michele Viola. Filippo Carrò. Errore di Tommaso Albrigo. 7 a 14. Annoni che va fuori dal campo per il suo servizio. Michele Viola, Filippo Carrò per De Giorgio, palla fuori, 7 a 15. Filippo Mazzola fuori dai 9 metri. Palla fuori, 8 a 15. Mazzola, Garrò, De Giorgio e Tarocco mette un lungo linea meraviglioso. 8 a 16. Sostituzione, entra Gatti al posto di Tommaso Albrigo. Davide Gatti al servizio, proprio il nuovo entrato. Free ball nel campo di Volley Veneto. Mazzola, Garrò,
Tarocco la mette giù in diagonale, 8-17. Bellissimo diagonale, secondo attacco consecutivo di Sasha Tarocco, che permette alla formazione da ospite di andare sul +9. Ecco che il primo arbitro va a parlare con il secondo. Viene chiamata la ripetizione della palla, 8-17. Tutto da rifare perché Michele Viola, scusate, perché De Giorgio era riuscito a toccare il pallone. Otto a 17. Ancora Davide Gatti per il suo servizio. Vediamo se si può ricominciare il gioco. Stavolta la palla di Garrò non era perfetta su De Giorgio. 9 a 17. Un po' di confusione in questa parte centrale di terzo set. Ricordiamo il punteggio 1 pari. 9 a 17 nel secondo set per Volley Veneto Benacus. E viene chiamata fuori l'attacco di Sasha Tarocco, concedendo il -7 e 2 punti recuperati in questo frangente da parte di Volley. Vediamo se mister Adriano Finn continuerà così o ci chiederà time out. Al servizio la squadra di casa. Mazzola, Garrò, Cristian De Agostini. Un altro errore, 11 a 17. Sembrano essersi persi i giocatori di Volley Veneto Benacus, costringendo il mister Adriano Finn a chiamare il time out discrezionale. Rientrano in campo le due formazioni dopo il time out tecnico chiesto da Adriano Finn sull'11 a 17. Ancora Volley al servizio. De Giorgio mette
tutto. 11-18. Ancora De Giorgio al servizio. Ancora, cioè De Giorgio al servizio. Alla lunga, 12-18. Baldasso al servizio. Michele Viola recupera. Mazzola, calcio per Canotto. Grande attacco di Canotto che mette in difficoltà la ricezione avversaria. 12-19. Più 7 ancora per Volley Veneto Benetus. È proprio l'autore di questo punto che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Intanto a sostituzione esce Baldasso ed entra il giocatore numero 12 della formazione di A-Volley, adesso vi dico anche il nome, Grazzale Gianni. Grazzale, scusate. Michele Viola, Carola alza per Mazzola. Punta per Volley Veneto, invasione 12-20. Invasione a rete della formazione della A-Volley. Ritornano sul più 8 i ragazzi di Adriano Fini. Sasha Tarocco al servizio. Molto potente, buona la ricezione di A-Volley che attacca Annoni, Mazzola, Garrò, De Giorgio. Un'altra invasione, 21-12. Comunque anche la palla di De Giorgio era entrata. Più 9 ancora. Ancora Tarocco a servizio. Michele Viola lascia andare il pallone. 22-12, si arrabbia il libero della formazione di A-Volley, convinto che il pallone fosse entrato. Il capitano Zaffini. Ancora Sasha Tarocco a servizio. Molto potente. È data un'invasione da parte di Mazzola, credo. 13-22. Più 9 ancora per la formazione di Volley Veneto Benetus. Cristian Di Agostini a servizio. Di Filippo Pregorano. 24, scusate, 14-23. Molto lunga di A-Volley 24-14, 10 set goal con Filippo Garro al servizio.
24-15. Annone al servizio. Il 25-15, 2-1 per Volley Veneto Benacus. 3 minuti di pausa. Rientrano in campo le due formazioni, ricordiamo il punteggio 2-1 per Volley Veneto Benacus con i parziali di 25-20, 16-25, 15-25. Inizia il servizio, le persone ritornano a sito che non sono stato quindi si ritorna in Tommaso Albrigo al servizio.
campo di Volley Veneto. Attacco di Sasha Tarocco. 2-0. Bell'attacco da posto 4 di Tarocco. Ancora Tommaso Albrigo. Questa volta è 2-1. Annuni fuori dai 9 metri per il suo servizio. Fuori anche per Annuni, 3-1. De Giorgio al servizio. Primo arbitro viene dato il punto ad Volley, giustamente. L'arbitro non aveva visto il pallone, però anche i giocatori di Volley Veneto gli avevano detto che la palla era assolutamente valida. 3-2. Capitano De Agostini, 4-2. Mette in azione il proprio capitano e lo ripaga con un punto importante. 4-2. Sasha Tarocco fuori dai 9 metri per il suo servizio. Peccato, eravamo quasi riusciti a recuperare il pallone dall'attacco delle zone centrali del campo. 3-4. Questo quarto set si apre all'insegna dell'equilibrio. Viola, Garrò, Mazzola, palla fuori, palla dentro, palla dentro, palla dentro, palla dentro, palla dentro, Annoni la chiama dentro. 5-3. De Agostini al servizio. Annuni. Palleggio. E questa volta Balasso smanaccia da posto 4. Palla fuori. Tre a 6. Ancora De Agostini al servizio. 3-7. Non riesce a spostarsi il libero della formazione di Volley, viene colpito in pieno dal pallone che sarebbe stato destinato fuori di Capitano De Agostini. Fortunato in questo frangente il centrale di Volley Veneto Benacus. Ancora su Annuni. Viene chiamata invasione.
4-7. Non ho visto sinceramente il secondo arbitro. 4-7. Mazzola, Tarocco, Viola, ricezione. Baldasso al servizio. Palla sulla rete. 4-8. Sembra essersi un pochino spento il numero 24 di Volley, che nel primo set ha fatto vedere, anche nel secondo ha fatto vedere delle buonissime cose, poi si è un po' perso, un po' come tutta la sua squadra. 4-8. Comunque un giocatore dalla grossa prospettiva questo numero 24 Baldasso. Garrò al servizio su Baldasso. Attacco di Annoni, buona la ricezione di Viola. Mazzola mette giù la palla del 9-4. Una grandissima ricezione di Viola sull'attacco della formazione di Volley. Ha fatto il miracolo Michele Viola. 4-9. Baldasso. Casarotti la mette dentro. Casarotti la mette dentro. Casarotti la mette dentro. 5-9. Tarocco, Garrò, De Giorgio, vediamo se recuperano. Non riescono a recuperare. 5-10. Grande attacco di De Giorgio. Filippi aveva cercato con il piede di buttarla dall'altra parte. Casarotto aveva cercato di recuperare il pallone attaccato da Davide De Giorgio. Non ci è riuscito. 5-10. Mazzola fuori dal campo per il suo servizio. Palla fuori di Mazzola. Palla fuori di Mazzola. 4-5-10. 6-10. C'è il tabellone che fa i capricci. 6-10. Filippi al servizio. Mazzola. Garrò per Tarocco che la mette giù. 6-11. Albrigo al servizio, il centrale di Volley Veneto Benacus. Flot su Baldasso un po' in difficoltà, Zaffonato, costretti a regalare un free ball nel campo di Volley Veneto. E De Giorgio mette giù un pallone del 6-12. Time out chiesto dalla panchina di Volley quando la formazione di Volley Veneto Benacus si trova sul 6-12. Entrano in campo le due formazioni dopo il time out chiesto dalla panchina di Volley Schio. Sul punteggio di 6-12, ricordiamo il punteggio degli altri set: 25-20, 16-25, 15-25. Albrigo ancora al servizio.
sempre su Baldasso. Attacco di Jonathan Annoni che porta il 7-12. È proprio l'autore di questo punto che va fuori dal campo per il suo servizio. Mazzola, Garrò, De Giorgio che cerca il mani fuori, il muro di Baldasso è scomposto e permette alla formazione ospite di andare sul più 6, 7-13. De Giorgio, Annoni, muro di Capigrande Agostini e di Tarocco, non fa passare il pallone, 7-14. Ancora Davide De Giorgio al servizio. Su Annoni, attacco di Baldasso, ancora la palla nel campo di Avolli, ancora Baldasso. Viene chiamata un'invasione di Baldasso che non si avvede di avere la rete lì vicino e la tocca, regalando il punto a Volley Veneto Benacus. Vediamo se ci sarà una sostituzione. Esce Baldasso ed entra il giocatore numero 11 Lucchetta. Ancora De Giorgio al servizio, 7-15. Annoni, Zapponato, Lucchetta, Viola, Garrò, De Giorgio, Murato, 8-15. Al servizio del giocatore numero 1 Pevoraro. Tarocco mette giù la palla dell'8-16, una bordata incredibile, un po' che non se l'aspettava la difesa della formazione di Volley dopo la cattiva gestione del pallone precedente da parte di Volley Veneto. La palla è arrivata dalle parti di Tarocco che ha tirato giù la bordata dell'8-16 e proprio l'autore del punto fuori dai 9 metri. E l'ace, zona conflitto, 1-6. Annoni non partecipa al gioco assieme a Zapponato, la palla cade tra i due, 8-17. Time out chiesto dalla panchina della formazione di Volley. 8-17, quarto set. Verona Volley, scusate, Volley Veneto Benacus avanti di 2-7-1. Ritornano in campo le due formazioni ancora con Tarocco al servizio. Questa volta il pallone da fuori, 9-17.
Casarotto al servizio, sostituzione, entra il giocatore, esce il numero 6 Filippi ed entra il giocatore numero 17 se non erro, Gnata Lorenzo. Cerca di alzare il muro la formazione di volley su questo turno di servizio. Infatti il muro è giocato il Pietravasi 11 a 17. Non so se sia 10 a 17 o 11. Ancora a volley al servizio. E questa volta murato dall'altra parte. Il muro a 2. Riesce Casarotto ed entra il giocatore numero 9 Sviderle Nicola. Cambio il palleggio e la diagonale o palleggiatore opposto, la formazione di volley. Vediamo che andrà al servizio Marco Bellinazzi che sostituisce Cristian De Agostini. 10 a 18. Annoni, attacco. 11 a 18. Esce Bellinazzi. Al servizio la volley. Mazzola mette giù la palla del 11 a 19. Diagonale, posto 4. Filippo Garrò al servizio. Gary al servizio. Dai Gary! Flot su Annoni. Possibilità di attacco proprio da Annoni nel muro a 2. Tommaso Albrigo lascia il punteggio 20 a 11, non fa passare l'attacco di Annoni da posto 4. (11 a 20). Annoni in difficoltà, free ball nel campo di volley Veneto, Michele Viola, Garrò per De Giorgio, la palla ancora nel campo di volley Veneto per Garrò e De Giorgio mette il 21 a 11. Ancora Filippo Garrò fuori dai 9 metri. Garrò al servizio ancora e questa volta il pallone va fuori. Un 12 a 21. Al servizio il giocatore numero 14 Pietri Basi Mattia. Michele Viola, Garrò, Mazzola e ancora la palla nel campo di volley Veneto. Tommaso Albrigo mette il 22 a 12. (22 a 12). Meno 3 punti per la vittoria del match per volley Veneto Benacus. Mazzola fuori dai 9 metri. Buona la
la ricezione, possibilità di attacco. La palla ancora nel campo di Avoli. (23-12), non passano i giocatori. Entra Squara Leonardo al posto di Davide De Giorgio. Cambia l'opposto Adriano Fin. Mazzola al servizio. Questa volta la palla cade sulla rete. 13-23. Vediamo che andrà al servizio Gnata, il numero 17 Gnata, ma c'è una sostituzione. Esce il giocatore numero 9 Smiderle ed entra il giocatore numero, che non, se non erro, il numero 8 Casarotto. Al servizio Gnata Lorenzo. 13-23. 14-23. Esce Gnata ed entra Filippi, quindi ritorna alla diagonale di partenza per a volley. Esce Bellinazzi ed entra naturalmente Capitan De Agostini. Esce Tommaso Albrigo ed entra Davide Gatti. 13-24. 11 match ball per Volley Veneto Benacus. Buona la ricezione di Lucchetta. Peccato perché il muro di Squara e De Agostini c'era. 14-24. Jonathan Annuni fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Tarocco, Garrò, Squara Leonardo e finisce qua. Viene chiamata palla fuori. Non viene dato punto a Volley Veneto Benacus. 15-24. Jonathan Annuni fuori dai 9 metri. Annullato il primo dei match ball. Ancora Annoni al servizio. E questa volta Squara la chiude. 15-25. 15-25. Volley Veneto Benacus chiude il girone d'andata in battuta. Nessuna formazione è mai riuscita a battere Volley Veneto Benacus. Buona serata, ci risentiamo per la prossima partita di Volley Veneto Benacus. Guardate i ragazzi di Adriano Fin che salutano gli avversari sfidando attorno alla rete, perché quest'anno abbiamo una squadra veramente fantastica.